Un nuovo, stravagante, deliziosissimo, inutile libro degli antichi editori Venezia, I misteri di Porto Longone, scritto e quasi direi interpretato dai suoi autori, che siamo sempre noi, Luca Colferai e Roberto Bianchin. Roberto Bianchin e Luca Colferai, e che hanno scritto a quattro mani, incredibile, questa storia con persone reali che interpretano personaggi immaginari nella deliziosissima, meravigliosa isola d'Elba. C'è qualcuno del passato che arriva fino al presente. L'aria era ubriaca del profumo dei gelsi, il viale lungo il tragitto che portava via la sua. Un romanzo totalmente immaginario, ma così praticamente veridico, che addirittura il professor Massimo Battaglini, presidente del Comitato di Studi Napoleonici, ha definito una storia che, se non è vera, è sicuramente molto verosimile. Le scarpette rosse non facevano alcun rumore, appena un fruscio, come di foglie mosse, sulle tavole di legno del vecchio pavimento. I passi erano piccoli, felpati, svolazzanti. Sembrava quasi che i piedi fossero leggermente staccati da terra. Si muovevano lenti, come a voler misurare l'ampiezza dell'austero salone della biblioteca. Scaffali di legno scuro, pesante, alti fino al soffitto, e zeppi di libri che, dall'aspetto delle copertine e dei titoli, scritti in un colore, quello dell'oro, ormai sbiadito dal tempo, si sarebbero detti antichissimi, forse anche preziosi. La testa calva, gli occhialini tondi cerchiati d'argento, le mani intrecciate dietro la schiena, sembrava sprofondato nei suoi pensieri il vecchio monaco. I suoi passi e i suoi gesti erano rallentati, ma il movimento delle dita dentro le mani lasciava intravedere un'inquietudine nascosta. E anche tanto nascosta, poi. Andava avanti e indietro nell'ampio spazio rettangolare dell'antica biblioteca, illuminata dai tagli arancioni di un sole al tramonto che faceva brillare i pulviscoli di polvere addormentati negli angoli più alti degli scaffali. In fondo al salone c'era una grande finestra che guardava la valle. Le volte che arrivava davanti alla finestra, il vecchio monaco si fermava di colpo, come incantato. Alzava la testa, che aveva tenuta abbassata in raccoglimento durante le traversate del salone, e guardava fuori, anche se fuori non c'era niente da guardare. La valle era sonnolenta, non c'era in giro nessuno, e i monti erano brulli, i cespugli secchi e polverosi. Solo i pini attorno, alti e magri, brillavano di un verde intenso. Era allora che, come spinto da una molla, il monaco puntava i tacchi dei suoi mocassini in pelle rossa, lucidissimi, e innestava una perfetta giravolta, un improvviso e imperioso dietrofront molto teatrale, che faceva svolazzare la sua tonaca candida con il movimento leggiadro, quasi danzante, di un derviscio rotante.